Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. A fuoco una stazione di servizio di Capaci. Il rogo doloso si inserisce nella lunga serie di intimidazioni degli ultimi mesi. Ancora nuovi dettagli nell'inchiesta sul CEF-PAS, il centro regionale per la formazione. Nella parentopoli coinvolto anche il fratello del cardinale Reina. L'auto lanciata sulla folla come un'arma, restano in carcere con l'accusa di tentato omicidio stradale plurimo i due giovani che dopo una lite in discoteca a Taormina tentarono di travolgere i rivali. Polemiche internazionali per i festeggiamenti di Dua Lipa e il suo matrimonio dell'anno. I giornali stranieri tirano in ballo la mafia, replica di Schifani, danno d'immagine enorme. Completato lo scavo della Galleria Scaletta, vanno avanti i lavori del raddoppio ferroviario della Messina-Palermo. L'estate catanese, bagnanti e turisti affollano il solarium di San Giovanni Licuti. Le spiagge libere della playa apriranno invece nei prossimi giorni. A Siracusa una giornata dedicata all'olio extravergine d'oliva. La Sicilia è la seconda regione per produzione di questa eccellenza, un comparto che dà lavoro a migliaia di famiglie. Calcio, Fabio Caserta in pole position sulla panchina del Catania, lunedì attese le decisioni su tecnico e direttore sportivo. Data alle fiamme una stazione di servizio a Capaci, il rogo sarebbe doloso e si inserisce nella lunga serie di intimidazioni degli ultimi mesi. I dettagli nel servizio di Marco Gullà. Ancora un'intimidazione, ancora un segnale inequivocabile di messaggio mafioso. Un incendio divampato la notte scorsa a Capaci, nel Palermitano. Le fiamme hanno danneggiato una stazione di servizio Eni della ditta di Cosimo Giuliano. Nei mesi scorsi, con un'auto, era stata sfondata la vetrina del bar dello stesso impianto. Secondo le prime informazioni raccolte, sono state gravemente danneggiate 2 colonnine per l'erogazione del GPL ed è stato distrutto un veicolo che si trovava nell'area autolavaggio. Il rogo sarebbe doloso e si inserirebbe nella lunga serie di intimidazioni che hanno colpito diverse attività da Tommaso Natale fino a Carini. Capaci non si abbassa, Capaci reagirà senza nessun tentennamento. Qui non è casa di Cosa Nostra. Una scia che va avanti ormai da mesi, dalle intimidazioni ai ristoranti di Sferacavallo ai colpi di Kalashnikov e poi gli incendi alle auto dei parcheggi di Sicily by Car. Nuovi dettagli nell'inchiesta sul CEF-PAS, il centro regionale per la formazione, coinvolto anche il fratello del cardinale Reina, Orazio Longo. L'utilizzo del CEF-PAS per il conseguimento di fini personali veniva in rilievo anche nell'affidamento dell'appalto per una biblioteca digitale per il quale era stato previsto l'importo di 128.000 euro. È uno degli episodi riportati dalla Procura di Caltanissetta nel decreto di perquisizione e sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul Centro per la Formazione Permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario. Per i magistrati vi sarebbe stata una gestione per favoritismi di assunzione e consulenze non episodica ma per prassi consolidata, mettendo in piedi una sorta di sistema parentopoli con l'obiettivo anche dell'accaparramento di consenso elettorale tra i cattolici, tant'è che tra i 12 indagati, oltre al deputato regionale Riccardo Gallafflitto di Forza Italia e all'ex direttore del centro Roberto Sanfilippo, compare anche il nome di Domenico Reina, fratello del cardinale Baldassarre, attuale vicario generale di Papa Leone XIV per la diocesi di Roma. Per gli inquirenti l'unico scopo perseguito dagli indagati era ingraziarsi il fratello di Reina al fine di convogliare i voti dell'elettorato cattolico. Nelle carte dell'inchiesta avviata nel 2023, Gallo Afflitto avrebbe epitetato Schifani come tiranno, mentre avrebbe puntato ad allargare anche al centro-sinistra le manovre per ingraziarsi gli oppositori. 8 su 12 indagati i destinatari di richieste di misure cautelari per i cui reati ci sono anche corruzione e falso ideologico, mentre potrebbero arrivare ulteriori terremoti dal dossier segreto che avrebbe realizzato Sanfilippo con nomi e cognomi. Dalla presidenza della regione si apprende che a marzo scorso era stato nominato come facente funzione alla guida del CEF-PAS l'attuale direttore amministrativo, giovedì scorso la nomina del commissario straordinario. A Messina restano in carcere 2 giovani accusati di tentato omicidio per la rissa avvenuta fuori dalla discoteca Ipanema di Taormina. Parole pesanti quelle del GIP nel provvedimento che conferma l'arresto. Francesco Triolo.
Non un semplice incidente, una fuga precipitosa, ma una vera e propria azione ritorsiva. L'auto, un Audi A4, trasformata in un'arma lanciata a forte velocità. Queste le motivazioni con le quali il giudice per le indagini preliminari Salvatore Pugliese ha confermato il provvedimento di fermo disposto dal PM Fabrizio Monaco nei confronti del 25enne Manuel Abate e del 24enne Vincenzo Patera, che si trovavano a bordo dell'auto che la notte tra l'1 e il 2 giugno ha tentato di travolgere un gruppo di giovani fuori alla discoteca Ipanema di Taormina, al culmine di una lite iniziata all'interno del locale. Nell'ordinanza il giudice usa parole pesantissime, un comportamento che viene definito come un tentato omicidio stradale plurimo. Decisive le testimonianze raccolte dagli investigatori. 7 persone avrebbero fornito versioni coincidenti, smentendo il racconto dei 2 indagati. Secondo il GIP l'auto avrebbe effettuato ripetute accelerazioni e inversioni di marcia puntando verso la folla, mentre diversi giovani sarebbero riusciti a salvarsi soltanto riparandosi dietro le auto in sosta. Durante gli interrogatori i 2 avevano sostenuto di essere stati aggrediti e di aver agito per difendersi, una versione che però non ha convinto il giudice, che ha attribuito ad Abate il ruolo di conducente e a Patera quello di concorrente nell'azione. Le indagini della squadra mobile di Messina e del commissariato di Taormina proseguono adesso per chiarire ogni dettaglio e identificare anche altri giovani che, secondo i testimoni, si trovavano a bordo dell'Audi e il gruppo di catanesi con i quali era scoppiata la rissa. Dopo la festa al centro di Palermo, la coppia dello Star System, Dua Lipa e Callum Turner, si trasferiscono a Bagheria, lasciando dietro una scia di polemiche alimentate anche dai titoli di giornali stranieri. Marco Hulla. Baci, abbracci e balli, Piazza Croce dei Vespri a Palermo per una sera si è trasformata in un grande set cinematografico per la festa di nozze della pop star Dua Lipa e l'attore Callum Turner. Una festa che ha però spaccato la città, dai manifesti con scritto "Palermo non è il tuo salotto" alle lamentele dei commercianti per la chiusura di diverse strade. Un matrimonio che ha creato una scia polemica anche per alcuni titoli di giornali stranieri, come il quotidiano britannico Telegraph, che inizialmente, poi ricorretto, scriveva "Il covo della mafia siciliana ospita il matrimonio dell'anno", un titolo fuorviante, anche perché poi il corrispondente londinese esaltava comunque Bagheria e la sua rinascita. Dura la replica del governatore Schifani, nonostante la correzione del quotidiano. "Questa modifica non basta", dice Schifani, "il danno d'immagine arrecato alla Sicilia e ai siciliani è stato enorme, perché ancora una volta la nostra terra è stata associata a uno stereotipo che non la rappresenta e che ignora decenni di sacrifici, di lotta alla criminalità organizzata e di riscatto civile, culturale ed economico". Al di là di critiche e polemiche, Dua Lipa e Callum Turner hanno ballato e sorriso fino a tarda notte, musica, champagne e sorrisi, e stasera si replica nella blindatissima Villa Valguarnera Bagheria. Attesi super VIP come Kylie Minogue, Elton John e Robbie Williams. Dua! Ti amiamo! Vanno avanti i lavori per la nuova tratta ferroviaria Messina-Catania. La talpa Letteria ha battuto l'ultimo diaframma della galleria Scaletta. Sentiamo Tonino De Mana. Avanza senza sosta il raddoppio FS della linea Messina-Catania, uno dei più importanti interventi infrastrutturali in corso nel Mezzogiorno, destinato a trasformare la mobilità della Sicilia orientale, riducendo tempi e distanze dalle principali città dell'isola. 2 esempi di percorrenza a tratta ultimata: Messina-Catania in 45 minuti, Catania-Palermo in 2 ore circa. Ed ecco, la talpa Letteria, in onore della patrona di Messina, che abbatte l'ultimo diaframma, completando lo scavo della prima canna della galleria Scaletta. Il tracciato si raccorda poi alla stazione di Giampilieri, che garantisce continuità tra la linea storica e la nuova infrastruttura. Ora toccherà ad un'altra tappa, Alessia, con l'avvio degli scavi per il tunnel alle Toianni, inaugurando una nuova fase dei lavori. 2 fronti operativi di WeBuild alla guida di un consorzio con Pizzarotti per conto di RFI, che procedono in parallelo e testimoniano il ritmo sostenuto per realizzare un'infrastruttura strategica per il futuro dei collegamenti ferroviari dell'isola. Il progetto parte del corridoio scandinavo-mediterraneo, attraversa un territorio complesso con un tracciato che prevede 43 km di nuova linea ferroviaria arretrata rispetto alla costa, capace di superare vincoli geologici che finora hanno rallentato la mobilità locale. Per comprendere l'importanza dell'opera basti pensare ai danni del ciclone Harry sulla linea ferrata tra Scaletta ed Alitterme, che provocarono per quasi 2 mesi l'interruzione del collegamento tra Messina e Catania.
Ci spostiamo ad Acireale, dove i malviventi hanno tentato di rubare la cassa continua di una banca che si affaccia su piazza San Domenico. Dopo aver mandato in frantumi il vetro è stato fatto un tentativo per forzare il dispositivo senza però riuscire ad aprirlo. L'estate catanese, il solarium di San Giovanni Licuti, appena aperto, è stato affollato da bagnanti e turisti, un'apertura che appunto segna l'inizio della bella stagione e che anticipa quella delle spiagge libere della playa previste nei prossimi giorni. Desiree Ferlito. It's really nice. We are living here. I'm from Finland. Dalla Finlandia a San Giovanni Licuti, l'estate catanese riparte dal solarium appena riaperto, restituito alla fruizione dei cittadini, dopo gli interventi di ripristino e reso accessibile anche alle persone con disabilità. Una piattaforma che si inserisce nel suggestivo scenario del borgo marinario e che quest'anno si presenta arricchita dalle fioriere ornamentali, capaci di trasformare questo spazio in una vera e propria terrazza sul mare. Cosa volete di più? Che è bellissimo! Grazie al comune che sta facendo queste cose, naturalmente è una cosa positiva. Comodo, in centro città, si può venire anche a piedi, quindi cosa volere di più? Già abbiamo fatto il primo bagno. Come si è trovata con la piccola? Benissimo. Com'è l'acqua? Bellissima. Molti la trovano fredda, io la trovo buona. Prima volta che lo vedevo, non sapevo l'avessero montato, però sì, è molto carino. Tra i bagnanti prevale l'entusiasmo, con qualche piccola osservazione. È piccolino il solarium, perché una volta, non avendo fatto quello al nautico, questo andava ingrandito. Difficult to get to the sea a little bit for my mother. E mentre il solarium torna a riempirsi di asciugamani e tintarelle, proseguono gli ultimi lavori sulle spiagge libere della playa, la cui apertura è attesa a breve. In questo angolo di mondo cristallino c'è chi sembra aver già trovato la formula perfetta per affrontare l'estate, lasciarsi trasportare dalle onde, concedendosi il lusso più semplice di tutti, qualche ora di relax. E torniamo alla cronaca. A Palermo ancora un'aggressione al personale del pronto soccorso dell'ospedale Cervello. Nella notte alcuni giovani ubriachi hanno forzato la porta d'ingresso, hanno urlato frasi minacciose contro gli infermieri, risvegliando e intimorendo i pazienti in osservazione. Il sindacato FIALS torna a chiedere presidi di polizia permanenti. La direzione sanitaria ha annunciato un rafforzamento delle misure di sicurezza. E sempre a Palermo l'anziano morto mercoledì scorso al Policlinico con il volto insanguinato non è deceduto per i pugni ricevuti ma per uno shock settico. Lo ha accertato l'autopsia, anche se poco prima di spirare l'uomo aveva avuto una lite con un paziente di nazionalità cinese con cui divideva la stanza e che lo aveva colpito al viso con un telecomando. Agrigento si prepara a scegliere il nuovo sindaco dopo una campagna elettorale segnata da confronti accesi e polemiche. La sfida finale tra Sodano e Alonge, ballottaggi anche a Bronte e a Ispica. Davide Sardo. Agrigento sceglie il suo futuro. Ultime ore di campagna elettorale prima del ballottaggio che deciderà il nuovo sindaco della città. Una sfida che negli ultimi giorni è stata caratterizzata da polemiche, divisioni al centrodestra e dall'eco delle recenti inchieste che hanno coinvolto alcuni leader politici vicini alla coalizione. A contendersi Palazzo dei Giganti sono Michele Sodano, candidato del centrosinistra e di controcorrente, che al primo turno ha sfiorato il 40% dei consensi, e Gerlando Alonge, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia, MPA e liste civiche. Sodano punta su dialogo e partecipazione con l'idea di una città da ricostruire e rilanciare. Alonge rivendica la compattezza della coalizione e chiede un mandato pieno per governare, con priorità sul centro storico, fascia costiera, giovani e politiche sociali. Domenica e lunedì gli elettori saranno chiamati a decidere il nuovo sindaco di Agrigento. Ballottaggi anche a Bronte, dove si sfidano l'onorevole Giuseppe Castiglione e l'avvocato Giuseppe Gullotta, e a Ispica tra Pierenzo Muraglie e Serafino Arena. E oggi dopo il TG torna Il Punto, spazio di approfondimento politico ma anche di attualità, condotto da Luca Ciliberti che ci ha raggiunto in studio. Di cosa parlerete oggi?
Buongiorno Lorena, ovviamente non parleremo di ballottaggi perché c'è il silenzio elettorale, faremo un'analisi ovviamente di quello che è successo nella prima parte di questa ultima tornata elettorale, ma poi ovviamente parleremo dell'ultimo scandalo che ha coinvolto e che sta coinvolgendo la regione siciliana con tutte le ripercussioni politiche, ovviamente l'inchiesta del CEFPAS con i nuovi indagati 12, tra cui appunto un deputato regionale molto noto che è Riccardo Gallo Afflitto. Su questo ovviamente dibatteranno gli ospiti di tutti i partiti politici, quindi insomma vogliamo sapere l'opinione di tutti. Parleremo anche del caos che è successo a Mondello con l'ultima intercettazione, anzi registrazione divulgata dal deputato Ismaele Lavardera, insomma, che mette un po' in crisi il sistema della regione. Anche qui il dibattito poi sarà acceso. Quindi questo tra gli argomenti che affronterete, il punto dopo il TG e domani in replica. Grazie Luca Ciliberti, ci fermiamoci, adesso una pausa e torniamo tra poco con altre notizie. In Sicilia, seconda regione per produzione di olio extravergine e di oliva, il comparto guarda al futuro. A Siracusa oggi una giornata dedicata al comparto che dà lavoro a migliaia di famiglie. Francesco Aloi. Forse non lo sapevate, ma nella top 10 dei regali preferiti c'è la bottiglia dell'olio. E pensate che la Sicilia è la seconda regione italiana per produzione di olio di oliva IGP, la terza più virtuosa per il biologico. Dobbiamo far capire a chiunque qual è l'olio di qualità, perché la Sicilia rappresenta una grande qualità dell'olio, e dobbiamo combattere tutte quelle che sono le importazioni che in maniera fraudolenta vanno ovviamente a appesantire i nostri produttori, perché vanno in concorrenza sleale. E proprio l'olio con la sua filiera è al centro di una serie di talk organizzati a Siracusa. Qui dove nel 2024 l'Oro Verde è stato tra i protagonisti dell'Expo durante il G7 Agricoltura. Eventi come questi servono per testimoniare l'importanza dell'olio d'oliva, le sue proprietà nutraceutiche, sono mezzi di comunicazione, di confronto. Quasi 170.000 gli ettari di terreno trasformati in oliveti, soltanto nella nostra regione. Tutto ciò dà lavoro a 96.000 aziende. Con l'olio IGP Sicilia cerchiamo di valorizzare questo prodotto, di esportarlo in tutto il mondo e cercare di far avere ai nostri produttori il valore aggiunto e le economie che meritano. Sicuramente a livello politico si sta facendo qualcosa, si dovrà fare molto di più, ma su questo ci vuole, come oggi durante questo convegno ho detto pubblicamente, ci vuole un piano strategico per l'olivicoltura. A Ragusa giochi e laboratori per salutare insieme un anno scolastico ricco di impegno e accogliere l'estate anche giocando. Veronica Barbarino. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva, perché il Catania deve decidere il nome del nuovo allenatore e un nome c'è già in pole position. A tra poco. E siamo al calcio, la corsa al nuovo allenatore in casa Catania vede avanzare il nome di Fabio Caserta, che già poteva sedersi sulla panchina rossa-azzurra lo scorso febbraio. Sentiamo Marco Carli. Se fosse, sarebbe la classica storia dei giri immensi che poi ritornano. Fabio Caserta poteva essere a Catania già a febbraio e adesso sarebbe in cima alla lista dei graditi nella corsa per la panchina che, fra nuovi nomi, Stellone e i soliti noti, Biancolino e De Giorgio, sta arrivando al rettilineo conclusivo. La prossima settimana dovrebbe vedere l'ufficializzazione del nuovo DS. Varrà. In seguito arriverà il nome dell'allenatore. Caserta ha vissuto l'ultima parte della stagione a Empoli in B, conducendo i toscani alla salvezza con conseguente cammino di Santiago, mostrato con varie foto sui propri social. L'Empoli in questo momento si sta concentrando soprattutto in funzione di nuovi ingressi societari e sull'allenatore deciderà verso metà mese. Ecco perché il Catania è tornato a farsi vivo per un profilo che era in pole position per la sostituzione di Toscano, ma poi saltò perché il club etneo decise di aspettare altre partite. Storie vecchie, così come la parentesi del giocatore al Palermo, mai gradita dai tifosi, per un centrocampista che a Catania ha fatto molto bene sia in B che in A. Ha raccontato che fu suo padre a consigliargli la piazza
ragazza etnea quando era calciatore. Da allenatore 2 promozioni e più di 300 panchine, traguardo quest'ultimo festeggiato da poco e conquistato guidando Juve Stabia, Perugia, Benevento con Barra in dirigenza, Cosenza, Catanzaro e appunto Empoli. Potrebbe, anche se nel calciomercato, allenatori compresi, mai dare nulla per scontato, completare questa lista con il Catania. In fondo potrebbe essere una bella storia. L'Orizzonte Catania entra in scena nei play-off scudetto di pallanuoto femminile, oggi ennesima gara 1 contro Rapallo. Sentiamo ancora Marco Carli. A caccia del doblete e dello scudetto numero 26. Dopo la Coppa Italia, conquistata a marzo, le ragazze dell'Orizzonte Catania entrano in scena per la vittoria del campionato. Un traguardo che è sempre nelle ambizioni di questo storico club, reso sicuramente più complicato dal secondo posto in stagione regolare, arrivato dopo la corsa con Sis Roma e Rapallo. Le capitoline sono arrivate prime e le liguri terze, e sarà proprio Rapallo la prima squadra a sfidare l'Orizzonte in semifinale al meglio delle 3 partite. Nelle immagini, la rocambolesca gara della stagione regolare vinta in casa ai rigori dalle catanesi e che dimostra, se ce ne fosse bisogno, la difficoltà della sfida. Ecco perché ci sarà bisogno anche del pubblico delle grandi occasioni. Oggi alle 19 alla piscina di Nesima per gara 1. Gara 2 si giocherà lunedì 15 giugno alle 19:30 a Rapallo. Eventuale gara 3 si disputerebbe sabato 20 giugno alle 19 ancora a Catania. La squadra, guidata da Tania Di Mario e da Martina Miceli, sa come si vince, l'ha già dimostrato, ma è sbagliato pensare che l'Orizzonte debba trionfare per forza, che sia scontato. Ogni traguardo di questa società, diventata simbolo dello sport mondiale, è stato conquistato con il cuore, la qualità e la capacità di lottare. Quello che dovranno fare le etnee per raggiungere lo scudetto, a cominciare dal tardo pomeriggio di oggi a Nesima. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio adesso al punto condotto da Luca Ciliberti, grazie, ancora un buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.